Bentrovati cari amici all'ascolto in visione con la vostra terza pagina, l'Elzeviro della cultura della vostra televisione di informazione. Oggi vi portiamo ad una nuova produzione per quartetto, Mozart e Brahms. Siamo ospiti dell'Auditorium ex Chiesa di Santa Croce di Fondazione Cassamarca, una splendida acustica e un luogo almeno altrettanto splendido. La letteratura del quartetto per pianoforte e archi, violino, viola e violoncello, destinata a svilupparsi in una intensa fioritura nel corso del XIX secolo, trova la sua prima e compiuta manifestazione moderna nel quartetto in sol minore K478 di Wolfgang Amadeus Mozart. Quello che ascolteremo oggi, appunto, che ascolteremo nei tempi di allegro, andante e rondò. E parliamo dello splendido e difficile quartetto opera 60 di Johannes Brahms, composizione sulla quale il grande maestro iniziò a lavorare intorno al 1855, quando l'amico e mentore Robert Schumann già accusava gli atroci tormenti della malattia mentale che l'avrebbe di lì a poco portato all'insano gesto del suicidio. Brahms non lo pubblicò subito, tutt'altro. Lo fece, anzi 17 anni più tardi, nel 1873, rielaborò l'opera e la terminò poi dopo altri 2 anni, nel 1875. I tempi di questo quartetto brahmsiano sono allegro non troppo, scherzo allegro, andante e finale allegro comodo. Qualche parola anche sui protagonisti del concerto. Il quartetto Barutti, Mila, violino, Fiorenza, viola, Giuseppe, violoncello e Anna, pianoforte. Va aggiunto che con la sorella Bruna formano anche l'unico quintetto al mondo di musicisti di altissimo livello composto da fratelli, da musicisti di una stessa famiglia. Tutti hanno praticato intensamente e con grande successo l'ambito della musica da camera, collaborando sia con eccelsi cameristi singolarmente, sia nelle formazioni di duo e appunto quartetto e quintetto, al quale dedicano estrema attenzione. I grandi maestri che hanno avuto nella loro singola formazione, assieme ad un inesauribile talento, hanno permesso loro di raggiungere un livello esecutivo davvero assai elevato. Ma bando alle parole, buon ascolto.
Un concerto degno delle aspettative, qualcosa di straordinario. Abbiamo ascoltato il quartetto in Sol minore K478 di Wolfgang Amadeus Mozart e il quartetto opera 60 di Johannes Brahms. Protagonisti i fratelli Barutti, Mila al violino, Fiorenza alla viola, Giuseppe al violoncello e Anna al pianoforte. Aggiungo ancora che assieme alla sorella Bruna formano anche l'unico quintetto al mondo di musicisti di altissimo livello, membri della stessa famiglia. Per questa produzione siamo stati ospiti dell'auditorium ex chiesa di Santa Croce di Fondazione Cassamarca. Come avete ben visto, un ambiente, anche questo, superlativo. Grazie ancora e alla prossima.